Wow, che bei colori. Dici, ma dove siamo? In paradiso? No, siamo a lungomare di Gela. Guardate che bellissima questa pianta, che se non mi sbaglio, aloa, come si chiama. Guardate che bellissima la fioritura, questa pianta, questa macchia gialla di bossucamele. E poi munnizza fossificata, cioè interrata proprio con la terra, chissà, munnizza vecchia, già quasi in decomposizione pure il sacchetto. Guardate che scempio, guardate. Eppure sarebbe bellissimo questo giardino, guarda. Voi immaginate qua tavolina, ombrellona, furnacelle, invece niente, munnizza che non viene mai tolta. Poi, in base alla teoria della finestra rotta, le persone continuano a sporcare. Quando poi il cittadino sporca è stimolato dalle opposizioni, perché dice, ma che vuoi dire, che ci dicono, come si dice, l'opposizione ci dice persone sporcate il paese? No, è in automatico, quando cominciano a dire questo sindaco non va bene a televisione, sugli articoli di giornale, poi la gente in automatico, i sostenitori degli oppositori, e fanno quello che devono fare. È un po' come quando attaccarono a Totorrina, no? E allora i media nazionali non sapevano come farlo comunicare alla propria gente a Totorrina, e ho messo una televisione durante il processo, quando io disse, Totorrina disse, ma la colpa è di quelli, i Caselli, i magistrati, Falcone, no vabbè, già l'avevano ammazzato, penso. Mundiava, cioè ha detto che il problema qual era, no? Ha detto il problema qual era, ci fecero dire a televisione, in tutti i media nazionali, e lui ha comunicato alla sua gente chi era il problema, no? E la gente in automatico, poi la sua gente in automatico fa quel che può. Quando vedete voi all'opposizione che esagerano tutti articoli di giornale, televisione, sono dei messaggi che lanciano loro alla loro gente, al loro clientelismo, ai loro edici, sporcate il paese, facciamo come si dice, rendiamo questo sindaco inutile agli occhi degli altri, ecco, agli occhi degli altri. Bellissime, natura numero 1, margherite, e qua le fantastiche dune di Gela, Cea Muniz. Ma questi in un giorno si potrebbero togliere, cioè dare anche una pulita di dire un muro per chi sta carendo, no, guarda, non me ne ero accorto, un muro che sta carendo, e qua le fantastiche dune di Gela, persone su Giaomare, sentieri, cose, cunde, niente, tutto invalorizzato. Perché? Perché non hanno fantasia. Qua pure potrebbe
potrebbe essere usufruito, ma non dando concessione o solo tuo amico per fare su un chalet e poi cafuggare una Splugen a 6 euro, che ora a causa della guerra ora è 8 euro, a Splugen 8 euro. Ora vedete questo è parco archeologico, mezzo è regendato, mezzo è che cazzo sono? E praticamente che cos'è? Questo parco archeologico è di Caltanissetta, che a sua volta è del Roma, cioè praticamente noi abbiamo i mura Tolomonde, che però su del Roma e infatti su chiuse. Quando parlano di tutela dell'ambiente, tutti questi rascapignate in cerca di consulenze, somme urgenze, no? Quando parlano di tutela dell'ambiente non parlano di tutela, parlano di censura, perché questo parco è censurato, né si può trasere e manco si può usufruire della natura, un gioco può trasere. Poi ditemi se non è bellissimo qua, vi immaginate? Invece no, è censurato, tutto Chiscio, tutta la costa, tutto il lungomare, ce l'abbiamo così noi. Gli altri se lo sognano, l'arabe ad esempio i fanno id, ci mettono id, che tu abbiamo qua in natura, l'arabe va a pigliare i petri, i montagni, spostano e mettono a mare, ci mettono l'arpa, come tu. Mentre invece noi la censura, perché se no gela può diventare importante e poi i gelisi poi possono diventare pericolose e quindi c'è la censura, la sfossatina, cioè praticamente mi scavano su te pere per farci apparire più bassi al cospetto di Caltanissetta, quando invece id su mezzo metro, noi avevamo un metro pinna minimo, cioè in confronto a id, no? Ma non c'entrano niente i cittadini, qua è la politica, il politico soprattutto il gelese, perché a governare Caltanissetta hanno lasciato sempre i gelesi, sapevatelo. Questo è un altro tratto di strada come China dei Pontivigne, cioè praticamente è pericolosissima, ti trovi in piena città ma improvvisamente nelle condizioni di un'autostrada ti trovi, nelle condizioni di un'autostrada. Un po' di musica. Sottofondo musicale nel video ci sta.